Vi presentiamo tutti gli orologi monumentali fabbricati dalla Solari Udine che potete trovare a Pesaris in Friuli Venezia Giulia. Iscrivetevi al nostro canale e attivate la campanella per sapere quando esce un nuovo video. Calendario perpetuo gigante. Nel disco inferiore si legge l'età della luna in corso e il giorno della settimana. La lancetta più lunga, partendo dall'esterno, indica il giorno del mese, il segno dello zodiaco, la durata del sole riferito a questa piazza, la durata della notte. Le ore di sole sono evidenziate dall'ellisse gialla. Dal 9 dicembre al 4 gennaio il sole rimane completamente nascosto dalle montagne. Il 17 gennaio illumina metà paese, il 14 febbraio arriva in tutto il paese. Tra gli orologi cosiddetti a gravità vi è l'orologio a sega o a cremagliera, che sfrutta il peso dell'orologio. Un tamburo dentato ingrana sulla cremagliera, qui sostituita da una vite senza fine. Il peso stesso dell'orologio lo mantiene in movimento. Periodicamente un motorino di carica provvede a riportare in alto l'orologio. In questa sequenza è possibile vedere l'orologio mentre scende lentamente, azionato dal suo stesso peso. In quest'altra sequenza, invece, il motorino di carica riporta in alto l'orologio senza compromettere il normale avanzamento del meccanismo. Orologio di Leonardo. Leonardo da Vinci si occupò anche di meccanismi utili alla misura del tempo. Negli orologi di quel periodo il tempo era regolato da una lama che oscillava avanti e indietro. La velocità variava al variare dei pesi posti all'estremità. Leonardo da Vinci immaginò un congegno rotante all'estremità del quale veniva fissata una catenella con un peso. La catenella e il peso, rotando, si avvolgevano e si svolgevano attorno a due perni, dando all'orologio una cadenza. Qui, il peso, che dà il moto all'orologio, è caricato con un motorino elettrico e una catena continua. Orologio con carillon. Il meccanismo è azionato da un orologio costruito negli anni 50 dalla Fratelli Solari di Pesaris, che batte le ore su una campana e i quarti su altre due. Il carillon è composto da 11 campane nelle note Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si bemolle, Si, Do, Re, Mi e suona la melodia Us Saludi o Marie.
Orologio ad acqua. Già qualche secolo prima di Cristo, il tempo veniva misurato dal riempimento di un recipiente con acqua a flusso regolato. In questo orologio, la vasca più in alto fa da cumulo con troppo pieno e distributore regolabile. La vasca intermedia si riempie ogni ora. Il galleggiante segna i minuti. Il troppo pieno scarica nella bascula sottostante. La bascula, ruotando, provoca lo svuotamento della vasca intermedia e, per mezzo di una ruota a cricco, lo spostamento della lancetta delle ore. La vasca in basso raccoglie le acque. In queste prossime sequenze vediamo da diverse angolature cosa succede quando scatta il meccanismo incrementando l'ora. Orologio scacchiera. L'orologio scacchiera è un tipo di orologio molto particolare. Ha i numeri ricavati da una scacchiera di quadratini che, cambiando il colore, formano le varie cifre. Può essere considerato il padre dell'orologio LED. Orologio a vasche d'acqua. L'orologio è riferibile al modello della clessidra ad acqua. Un flusso d'acqua di portata predefinita riempie ogni singola vasca in un'ora. Dopodiché l'acqua passa alla vasca successiva e così via fino al riempimento delle 12 vasche. Quando si svuota la 12ª vasca, l'acqua di scolo reinnesca il sistema. Casa dell'orologio. La casa fu bottega d'orologeria dei Cappellari dal 1600 al 1800. Conserva ancora, restaurate, le immagini di San Giorgio nel lato ovest, la Giustizia nel lato est, la Meridiana e l'orologio nel lato sud. La Meridiana, con l'ora italica e l'ora d'oltralpe, è stata ricostruita in base alla documentazione fotografica e serviva a regolare l'orologio. L'orologio, oltre alle ore, ha l'indicazione dei minuti, dei giorni del mese, dei giorni della settimana e dei mesi scritti nell'italiano volgare del 1600. Non esiste memoria storica del meccanismo che oggi è stato sostituito con un orologio meccanico da campanile a carica elettrica posto sulla facciata ovest.
L'orologio ad acqua con turbina. Un flusso d'acqua costante mette in rotazione una ruota. Tramite un giunto cardanico, il movimento rotatorio viene portato all'interno del meccanismo tramite un perno. Una frizione a dischi divide il movimento del perno dal meccanismo dell'orologio. Sul lato destro si vede il movimento del perno verso la turbina, mentre sul lato sinistro c'è il meccanismo dell'orologio. Eventuali piccole variazioni di velocità della turbina vengono compensate dalla frizione che mantiene costante il movimento dell'orologio. Meridiana orizzontale analemmatica. Per leggere l'ora bisogna posizionare i piedi una a destra e una a sinistra della linea centrale all'altezza del mese in corso. L'ombra proiettata dal proprio corpo segnerà, sulla numerazione più esterna, l'ora solare corrispondente al meridiano che passa a Pesaris. Questa è leggermente diversa dall'ora del nostro fuso orario. Orologio ad acqua a vasi basculanti. Questo orologio è una clessidra automatica. L'acqua arriva nel contenitore superiore dove il livello è mantenuto costante da un troppo pieno, ottenendo in tal modo una pressione costante. Sgorga poi nella bascula attraverso un ugello dotato di vite di regolazione. Il recipiente basculante è diviso in due metà. Una si riempie sino al ribaltamento, contemporaneamente l'altra si scarica. Questa corsa aziona due arpioni che alternativamente trascinano in rotazione le ruote e la lancetta delle ore. Orologio dei pianeti. L'orologio rappresenta il sistema solare nella versione reale di Copernico e Galileo, a differenza dei vecchi orologi che ponevano la Terra al centro dell'universo. La freccia rossa indica la posizione reale del Sole visto dalla Terra, attraverso le costellazioni dello zodiaco. Orologio planisfero e noturnale. L'orologio planisfero rappresenta, nel settore in basso, le stelle che si trovano in cielo in quel momento della giornata. A fianco è fissato un noturnale orientato verso la stella polare che si intravede attraverso il foro centrale. Questo, inventato nel XII secolo, serve a leggere l'ora di notte.
Orologio a palette giganti. Alla fine degli anni 30 nasce a Pesaris un tipo particolare di orologio denominato a palette. In tale orologio, invece del quadrante circolare con le lancette, vi è un insieme di palette rotanti che si aprono a libro e sulle quali sono scritte le cifre corrispondenti alle ore e ai minuti, consentendo quindi una lettura diretta. Meridiana del 1770. È una meridiana a doppia divisione, l'ora italica da campanile e l'ora d'oltralpe, che coincide con l'ora solare attualmente in uso. Quest'ultima divisione era usata dagli stati tedeschi e venne aggiunta durante il dominio asburgico. Le ore sono segnate in corrispondenza di ogni linea. Orologio con automa. L'orologio che muove l'automa è una riedizione dell'ultima generazione di orologio meccanico da torre a carica elettrica che veniva costruito negli anni 60 a Pesaris. Orologio con eclittica. Questo orologio, oltre alle ore, indica il percorso del Sole visto dalla Terra attraverso le varie costellazioni dello zodiaco nei vari mesi dell'anno. Detto percorso è chiamato eclittica. Il segno zodiacale alla data in corso è segnato dall'asta che unisce il centro dell'orologio con le ore 12. La posizione del segno indica anche l'altezza del Sole sull'orizzonte.